le sedi di Azienda Zero e Agenzia delle Entrate a Padova. Nel mirino degli attacchi Zaia, Giordania e il premier Draghi, denunciati 2 uomini colti sul fatto con bombolette spray in mano. Armi sequestrate dalla questura di Vicenza ad una guardia giurata quarantenne. L'uomo avrebbe manifestato l'intenzione di partire per combattere in Ucraina. I soldi del PNRR rischiano di non essere spesi per i rincari delle materie prime. Le parole del senatore Dan Ferrazzi, che annuncia l'impegno del governo a rivedere i prezzari. Ancora sangue sulle strade con un incidente mortale a Concordia Sagittaria. A perdere ieri la vita lungo la Triestina un 25enne travolto da un'auto. La morte del 23enne precipitato con l'auto nel dirupo. Era così attento e preciso, sembra impossibile, raccontano i colleghi. Nel giorno dei funerali l'azienda dove lavorava sarà chiusa per lutto. I carabinieri di Vicenza hanno scoperto un market della droga gestito da 7 cittadini nigeriani che operava soprattutto in città. I blitz dei militari, banda sgominata e sequestrata droga e 42.000 euro in contanti. Ennesimo sfregio, il simbolo di Bassano del Grappa. Fa il giro del web il video di 3 anziani che in auto, tra l'incredulità della gente, hanno attraversato il Ponte Vecchio. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Apriamo dunque con le scritte Novax comparse sui muri dell'Agenzia delle Entrate e della sede di Azienda Zero a Padova. Nel mirino di queste frasi il presidente Zaia, il sindaco di Padova Giordani e il premier Draghi, denunciati 2 uomini. Li hanno sorpresi con la bomboletta spray ancora in mano mentre stavano imbrattando con insulti e frasi oltraggiose, dichiara matrice Novax, i muri e le vetrate dell'Agenzia delle Entrate di Padova in via Turazza. Un 36enne di Faenza e un 37enne foggiano sono stati denunciati per danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e vilipendio. Gli insulti poi sono stati rivolti al sindaco di Padova Sergio Giordani, al governatore del Veneto Luca Zaia, che vengono definiti nazisti e criminali. La sigla è sempre la stessa, Vivi per la libertà dei diritti. Ci spostiamo un poco più in là e vi mostriamo anche le altre scritte: i vaccini uccidono, e insulti anche al premier Draghi. I carabinieri sono intervenuti in piena notte, trovando i 2 ancora intenti a compiere la loro vile opera. La bomboletta di vernice rossa è rimasta accanto alle vetrate. Gli uffici, aperti in mattinata, non hanno però mai interrotto l'attività. Altri insulti al governatore Luca Zaia sono poi comparsi fuori dalla sede di Azienda Zero in piazzetta Gasparotto a Padova. I responsabili potrebbero essere gli stessi, dato che la vernice usata sembra essere la stessa, così come per le scritte comparse anche sui muri della facoltà di biologia e matematica. Per i 2 uomini ora la questura potrebbe mettere anche dei provvedimenti amministrativi. Intanto dal mondo politico la condanna a questi atti di vandalismo è unanime. Sono 4 scalmanati, per cui non mi preoccupo assolutamente. Io credo ai medici, alla scienza, sono orgoglioso di quello che ho fatto, fare campagna perché tutti si vaccinino. Abbiamo obbligato per primo a mettere le mascherine. Adesso sta ancora circolando il Covid. Se non avessimo avuto i vaccini, io penso che oggi ci limitiamo ad avere un po' di tosse, un po' di raffreddore. Sarebbe stato un'ecatombe, per cui grazie ai medici, grazie alla scienza, io credo a loro, rifare le stesse cose. Sono molto orgoglioso di quello che ho fatto, come penso lo sarà Zaia, e continuerò in questo senso. Bisogna stare attenti, bisogna vaccinarsi. Tutte le altre fantasie non mi interessano. Uno sfregio tanto becero quanto inutile, ha commentato anche in una nota il presidente della regione Veneto Luca Zaia, l'ultimo di numerose testimonianze di un clima d'odio che sta avvelenando il paese, che certo non riusciranno a scalfire però l'impegno delle istituzioni e degli amministratori in una fase storica così difficile come quella che stiamo vivendo, ha detto Zaia. La questura di Vicenza ha sequestrato armi ad un vicentino. Da quanto risulta, l'uomo, che vive nel Bassanese, avrebbe manifestato l'intenzione di partire per l'Ucraina per combattere. La guerra non è lontana, non dalle coscienze, non per chi si batte in prima linea per la solidarietà e nemmeno per chi pensa addirittura di armarsi e andare a combattere in Ucraina. Un vicentino sarebbe stato individuato dalla Digos e dalla polizia postale. Da accertamenti sui social e sulle chat di messaggistica pare che l'uomo, che vive nel Bassanese e che lavorerebbe per un istituto di vigilanza privato, avrebbe manifestato l'intenzione di entrare nelle fila della Legione Straniera di Difesa creata dal Ministero di Kiev. Per questo la questura di Vicenza gli avrebbe sequestrato armi e munizioni detenute regolarmente.
Nel corso delle indagini, sulle quali vige il massimo riservo, sarebbe stato individuato anche un ucraino che da anni vive nel Vicentino. Nel suo caso, però, non sarebbe scattato nessun provvedimento amministrativo perché lo straniero avrebbe già lasciato l'Italia per tornare in Ucraina. Le indagini starebbero proseguendo per individuare eventuali foreign fighters. I soldi del PNRR rischiano di non essere spesi a causa dei rincari dei costi delle materie prime, a dirlo il senatore Dem Ferrazzi, che poi annuncia l'intenzione del governo di rivedere i prezzari dei materiali per consentire alle aziende di concludere le opere e gli interventi in tempo utile. L'assalto dei turisti a Pasqua nelle località venete dimostra come nel mondo l'Italia e la nostra regione rimangano una delle mete preferite per trascorrere una vacanza o anche solo qualche giorno. Dare risposte ai visitatori dunque è una responsabilità con la quale si deve fare i conti, risposte che passano anche e soprattutto attraverso le opere pubbliche, ancora di più se all'orizzonte c'è un appuntamento chiamato Olimpiadi invernali. Interventi che però rischiano di non vedere mai la luce o di subire forti ritardi a causa dei rincari delle materie prime. Lo stesso presidente Zaia aveva lanciato nei giorni scorsi l'allarme sull'aumento del 20% dei costi delle opere in cantiere per i Giochi Olimpici del 2026. Abbiamo un'occasione da sfruttare, quella del PNRR, sottolinea il senatore PD Ferrazzi. Sono quattrini che però rischiano di non essere spesi a causa appunto dell'aumento dei costi delle materie prime, dei costi delle lavorazioni e via dicendo. Un esempio su tutti, la TAV. Una delle opere più importanti a livello di tutto il nostro paese, non solamente del Veneto, che deve finirsi nel modo più veloce possibile, abbiamo visto che non ci sono state le offerte. I senatori del PD sono al lavoro per chiedere al governo provvedimenti ad hoc. A ripensare per esempio tutte le nuove gare, perché è chiaro che ci sono delle gare che non si stanno chiudendo, non ci sono offerte, perché i prezzi sui quali erano state pensate sono superati, non sono più all'ordine del giorno. E dall'esecutivo è arrivato un impegno in tal senso. Ripensare queste gare con un nuovo preziario che sia, come dire, adeguato alla realtà dei fatti, in modo tale da mettere nelle condizioni le imprese di concorrere per fare le opere in tempo utile. Dopodiché dobbiamo anche tornare però a un punto in cui i prezzi tornano ad essere prezzi normali e per questo dunque non basta un nuovo preziario ma servono delle politiche in questa direzione. E l'emergenza materie prime riguarda anche l'agricoltura, lo ha sottolineato l'assessore regionale Caner che ha annunciato a breve un incontro con il ministro Patuanelli. Stanno chiudendo le stalle e quando chiuderanno le stalle non riapriranno più. Emergenza materie prime in agricoltura, il focus della situazione in Veneto direttamente dall'assessore regionale Federico Caner, coordinatore della CPA, Commissione delle Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni. Situazione emergenziale, annuncia, per la quale nelle prossime ore è previsto un incontro tra la Regione e il ministro Patuanelli. In particolare in Veneto, in pianura padana, ma non solo, anche in altre realtà italiane, sta mettendo in ginocchio la nostra agricoltura, in particolare legata all'allevamento. Con le stalle a rischio chiusura a causa della mancanza del mangime per gli animali d'allevamento, così a catena il crollo delle produzioni alimentari di origine animale. E questo significa non solo perdita di prodotto, di latte, ma anche, io penso, ai nostri prodotti tipici, che guardate sono fondamentali anche per l'aspetto turistico, perché questa regione attrae anche per ciò che dà non solo dal punto di vista culturale e naturale, ma anche enogastronomico. Il 25% dei turisti internazionali si muove con questa motivazione: perdere i nostri formaggi tipici fatti col latte veneto. Se mi manca il latte veneto mi mancano anche i prodotti tipici, quindi è un tema non di poco conto. Se poi dobbiamo anche tenere presente che vedrete che a breve il latte tornerà a costare oltre 60 centesimi, quindi lo andremo a importare dai tedeschi pagandolo di più. La cronaca con l'ennesima tragedia sulle strade del Veneto. Ieri sera a perdere la vita, travolto da un'auto, un 25enne. L'incidente è accaduto a Concordia Sagittaria. Era da poco passata la mezzanotte quando lungo la Triestina, Concordia Sagittaria, nel tratto fra Lisone e Portogruaro, Ramadan Ramic, 25enne di origine kosovara, è stato travolto in pieno da un'auto. Alla guida un 57enne triestino residente nel capoluogo giuliano che stava viaggiando in direzione Venezia. La strada non era illuminata e sembra che il ragazzo stesse camminando proprio nel mezzo. Il 57enne se lo sarebbe trovato davanti, non riuscendo ad evitare l'impatto che è stato
molto violento. Ramic sarebbe morto sul colpo. I sanitari del 118, giunti poco dopo sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Insieme a loro sono arrivati anche i carabinieri di Portogruaro per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, già nota alle forze dell'ordine per vari precedenti penali, si trovava proprio in mezzo alla strada quando è sopraggiunta l'auto. Potrebbe non essere stato completamente lucido, ma sarà solo l'autopsia a chiarire ogni dubbio degli investigatori. Nel frattempo, l'auto guidata dal 57enne, un'utilitaria, è stata posta sotto sequestro e al momento si procede per omicidio stradale. Anche se una volta avuto l'esito autoptico e terminati tutti i rilievi, il triestino potrebbe uscirne indenne. Ramic viveva con i suoi genitori e i fratelli poco distante dal luogo in cui è avvenuto l'incidente e dove ha trovato la morte. Sconvolti i titolari e i colleghi di lavoro di Mattia Cittoni, il 23enne morto sul Grappa dopo essere precipitato con la sua auto in una scarpata. Era un ragazzo d'oro, mancherà tantissimo a tutti noi. Così i titolari e il direttore dell'Edil Grappa, l'azienda di Semonzo dove lavorava da 4 anni Mattia Citton, il 23enne di Borso del Grappa, morto la sera di Pasquetta finendo con il suo pick-up in una scarpata sul Monte Grappa. Il giovane, lo ricordiamo, aveva trascorso la giornata con gli amici al rifugio Alpe Madre. Al momento di tornare a casa, lungo la strada panoramica delle Penise che porta a Colmoschin, ha tentato un'inversione di marcia, ma una manovra sbagliata è stata fatale e l'auto è precipitata nel burrone senza che nessuno se ne accorgesse. La vettura è rotolata per 400 metri, Mattia è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Per lui non c'è stato nulla da fare. Al lavoro lo ricordano come un ragazzo pieno di iniziativa, coscienzioso, pignolo e puntuale nel portare a termine i compiti che gli venivano assegnati. In azienda nessuno ha voluto parlare davanti alla telecamera perché, ci hanno confidato, è un dolore troppo grande da esprimere. Mattia andava d'accordo con tutti, amante della montagna, non erano rare le occasioni in cui il sabato o la domenica usciva in escursione assieme ad alcuni compagni di lavoro che gli saranno vicini sino all'ultimo. Il giorno del funerale, la cui data ancora non è stata fissata, ed il Grappa resterà chiusa e tutti saranno presenti in chiesa per l'addio al collega e amico Mattia Citton. L'Humana Reyer ha licenziato Victor Sanders. La decisione è arrivata con un laconico comunicato dopo il comportamento del cestista lo scorso 31 marzo che si è reso protagonista di una rissa in un locale mestrino e poi ha corso per 40 km contromano lungo l'autostrada 27. La società, si legge, comunica la cessazione del contratto con il giocatore Victor Sanders. Già all'indomani del fatto la società aveva fermamente condannato il comportamento definendolo deplorevole e gravissimo. Oggi è arrivata la decisione definitiva. Quella notte Sanders aveva seminato il panico lungo l'autostrada. Gli accertamenti avevano poi rivelato un tasso alcolemico superiore a 1,5, condizione che comporta la denuncia per guida in stato di ebbrezza e la revoca della patente. E in auto era stato trovato anche un piccolo quantitativo di stupefacente. Paura nella notte a Saccol di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, dove le fiamme hanno divorato il rustico di un'azienda agricola, danni per decine di migliaia di euro. Abbiamo temuto il peggio, il danno è anche morale, dicono i proprietari. Sono tornato a casa da allenamento, che pratico rugby. Sono tornato a casa, pranzato, e mentre ero nel mentre che stavo mangiando ho visto mia zia che entrava dentro casa e ci chiamava venite fuori che ha preso fuoco la stalla, e siamo scesi ma non c'era niente da fare ormai. Le fiamme sono già alte, indomabili, quando la famiglia De Conti, titolare di questa azienda agricola a Saccol di Valdobbiadene, si accorge del rogo divampato nella vicina stalla usata come rimessa. Non sono ancora le 10 di sera quando scatta l'allarme. Abbiamo provato a utilizzare gli estintori per salvare il più salvabile e poi, quando non potevamo più fare niente, abbiamo aspettato che arrivassero i pompieri. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna, del distaccamento di Asolo, un'autobotte da Treviso e alcuni volontari del Basso Feltrino, decine di uomini che hanno lavorato tutta la notte per tagliare il fronte dell'incendio, vista anche la vicinanza dell'abitazione dei proprietari, tanta la paura. È stato un bene che il vento tirasse verso su, perché così ha preso di più il pino, così va bene, però abbiamo evitato rischi verso la casa.
Le fiamme hanno incenerito attrezzatura varia, tra cui motoseghe, decespugliatori, oltre a un trattore e alcuni animali che non hanno purtroppo avuto scampo. Avevamo qualche coniglio dentro e sfortunatamente non siamo riusciti a fare niente. Salvarli. Le operazioni di spegnimento si sono concluse all'alba, mentre la bonifica è proseguita per tutto il giorno. Centinaia le scatole di cartone presenti nel rustico, utilizzate per il confezionamento delle bottiglie di prosecco. Sul posto anche i carabinieri di Valdobbiadene. Si esclude comunque il dolo. I danni in corso di quantificazione, ma comunque di decine di migliaia di euro, non sono soltanto economici. Anche morali più che altro, oltre che economiche, che non ci aspettavamo proprio, sinceramente. Così di punto in bianco. Maxi operazione antidroga dei carabinieri a Vicenza ha trovato un covo di pusher nigeriani nel quartiere di San Pio X. Un blitz dei carabinieri scattato all'alba ha messo fine all'attività di un centro nevralgico dello spaccio di droga in città. 7 gli uomini di origine nigeriana che sono stati arrestati, colti in flagranza all'interno di questo condominio in via Tornieri, nel quartiere di San Pio X. A mettere gli uomini dell'arma sulle tracce degli spacciatori anche le testimonianze dei cittadini. A seguito di alcune segnalazioni di cittadini esasperati, l'intervento dei carabinieri in forze ha messo fine a quella che era una centrale dello spaccio. Per smantellare questa centrale dello spaccio, che rifornirebbe non solo il quartiere ma anche altri poli cittadini come Campo Marzo, è stato necessario intervenire in forze per circondare l'isolato. Non solo la compagnia di Vicenza a partecipare, anche gli uomini delle stazioni di Camisano, Campiglia dei Berici, Sossano e Torre di Quartesolo, coadiuvati dall'unità cinofila antidroga di Torreglia. Poco dopo le 5 i carabinieri hanno fatto irruzione in 2 appartamenti, sequestrati 175 grammi di cocaina ed eroina, già confezionati in oltre 100 dosi, parte in sasso e altre in ovuli, 3 grammi di marijuana, materiale di confezionamento, bilancini di precisione e la somma di quasi 42.000 euro in contanti, considerata provento dello spaccio. Abbiamo trovato un quantitativo importante di sostanze stupefacenti e dei soldi, quindi provento dell'attività di spaccio. Segnalazioni dei cittadini quali erano? Cosa si lamentavano? Un via vai continuo dalla mattina alla sera di persone che entravano in quei 2 appartamenti. Una situazione che trova conferme nelle dichiarazioni dei residenti più coraggiosi del quartiere, che ci hanno testimoniato la loro insofferenza. Via qua e anche in via Corbetta in fondo è. E cosa vede? Il movimento di che cosa? Di tutti, spacci, porta, via. In garage 4 biciclette, non vi dico altro. Specialmente gli anziani che devono aver paura perché ti danno uno spintone, ti buttano per terra. Deve controllare un po' di persone a sera che passano vigili o non lo so, carabinieri e così. Penso che dopo non succedano queste tutte cose. Soprattutto la sera che si vede, ecco, lo dico. Sì, anche a sera, anche il giorno vanno anche matti con le macchine, con tutto casino, dai. Segnale, ma il segnale sarebbe da chiuderli dentro. Quello sarebbe un bel segnale, perché rivederli in giro domani, dopodomani o sulla città più in là. Merito alle forze dell'ordine, ma è al governo che dovrebbero cambiare le leggi. È stato attivato questa mattina dalla prefettura di Belluno il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse per rintracciare Matteo Melchiori, 40 anni, di Feltre. L'uomo si è allontanato ieri mattina dalla sua abitazione intorno alle 9:30 a bordo di una Jeep Compass di colore bianco. Al momento della scomparsa Matteo Melchiori calzava un paio di scarpe basse nere, indossava un paio di jeans, un maglione scuro e un gilet in tela. Chiunque abbia informazioni è pregato di mettersi in contatto con il comando della compagnia Carabinieri di Feltre al numero 0439 84 8100 0439 84 8100 o attraverso il numero di emergenza 112. Le ricerche al momento non hanno dato alcun esito. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare della Biennale d'Arte. Il latte dei sogni è il titolo della mostra che si sviluppa tra i giardini e l'Arsenale. 90 padiglioni, 213 artisti, di cui 191 donne. La direttrice Cecilia Almani ci guida dentro i segreti di questa mostra molto attesa.
Non nasconde la sua personale emozione la direttrice Cecilia Alemani nel vedere la 59esima esposizione internazionale d'arte Il latte dei sogni, a lungo progettata, finalmente realtà. Oggi è stato molto emozionante, ma ho avuto un momento molto emozionante qualche giorno fa quando sono entrata nella stanza centrale del padiglione, che era stata finita a posto con le luci, ed è una stanza a cui ho pensato per tantissimi mesi, e vederla realizzata lì davanti a me da sola è stato molto emozionante. 90 padiglioni tra i giardini e l'arsenale, i luoghi più rappresentativi della città, 213 artisti, di cui ben 191 donne, 58 nazioni rappresentate e un pensiero forte rivolto all'Ucraina, per la quale la Biennale ha dedicato, oltre al padiglione ufficiale, anche Piazza Ucraina, nella location centrale dei giardini. Il padiglione russo invece è chiuso, non per scelta della Biennale, ma per decisione degli stessi artisti che vi hanno rinunciato. Il latte dei sogni è il titolo della 59esima esposizione d'arte alla Biennale di Venezia, è un titolo preso in prestito da un libricino per bambini scritto da Leonora Carrington, una famosa artista surrealista, un libro che forse per bambini non lo è tanto, ma è un libro che è anche abbastanza spaventoso e celebra un mondo in cui è possibile cambiare. Saluto calorosamente tutti gli spettatori di Antenna 3, spero che abbiate modo di venire alla Biennale di Venezia, non siate intimiditi, è una biennale grandissima, ce n'è per tutti i gusti, famiglie, bambini, adulti, esperti e non esperti, ci sono tantissimi padiglioni nazionali, potete vedere arte da tutto il mondo in una sola giornata, e perché no anche passare tempo nel bellissimo parco dei giardini. Il messaggio di questa mostra è la celebrazione sia dell'umano in relazione ad altre specie, ad altre forme di vita, in relazione al pianeta, la celebrazione di una vita espansa. Andiamo a Bassano perché è davvero incredibile quanto successo oggi. Una macchina condotta da un anziano attraversa il Ponte Vecchio sotto gli occhi di decine di persone, e il video naturalmente diventa virale, fa il giro del web. Dopo l'assalto di migliaia di turisti e visitatori nel fine settimana pasquale, ora il Ponte Vecchio di Bassano deve sopportare anche l'assalto di una macchina decisamente fuori tempo massimo. Già, perché sul monumento nazionale le auto non passano più da qualche decennio ormai, ma il dettaglio evidentemente non era noto a questo guidatore e alle sue compagne di viaggio. Il terzetto a bordo della vettura si è goduto una vista che da qualche tempo ormai è riservata ai pedoni, ma la sfilata è stata ripresa da tantissimi bassanesi e turisti che si trovavano sul ponte o sulle sue spalle al momento dello show. Qualcuno ha pure tentato di spiegare al guidatore che di lì non si poteva passare, ma non è servito a molto, e alla fine la macchina si è inerpicata su per via Ferracina e si è immersa nel vasto mondo. È una sorpresa, abbiamo visto passare una macchina, io mi sono permesso di chiedere come mai hanno invaso il ponte, e una signora dell'equipaggio mi ha detto che aveva parlato pochi istanti prima col comando della polizia che poteva entrare in città. Ma entrare in città sì, ma no dentro il ponte degli Alpini. I visitatori hanno avuto anche il tempo di scendere dall'auto e di fare delle foto ricordo di una così bella giornata. 2 o 3 minuti, poi sono ripartiti verso Nardini e sono usciti, come niente fosse. Questo video ha fatto il giro del web e di certo tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del ponte, dove, è comunque il caso di ricordarlo, bisogna portare a mano pure le bici, figuriamoci le macchine. È tutto, vi lascio le previsioni meteo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile, soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione. Bentrovati al meteo. Perturbazione in arrivo, giovedì 21 aprile inizia una fase piovosa con nubi in aumento e prime piogge che poi ci accompagneranno per qualche giorno. Nel dettaglio sul Veneto al mattino avremo qualche schiarita, poi sarà via via più nuvoloso un po' su tutta la nostra regione. Precipitazioni inizialmente assenti, in seguito la probabilità sarà in aumento sui settori più a sud. Entro sera fenomeni anche altrove piuttosto diffusi e localmente abbondanti. Temperature stazionarie minime tra 4 e 9 gradi, massime comprese invece tra i 14 e i 17 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, in mattinata cielo poco nuvoloso, dal pomeriggio più nubi e in serata anche in questo caso avremo deboli piogge, soprattutto durante la notte. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime sui 16-18 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà anche qui molto nuvoloso, con deboli precipitazioni sparse in tarda serata e anche in questo caso nella notte. Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime sui 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione.